Tema della caserma, ex caserma Serena, come avete intenzione di agire per quella situazione? Ma abbiamo intenzione intanto di applicare il piano di sanità pubblica che prevede tutta una serie di misure, non a caso ogni settimana facciamo i tamponi fino alla totale negativizzazione. Ovvio che questi centri non devono più esistere, adesso gestiamo la fase acuta, che è giusto che sia gestita per bene nell'interesse della salute di quegli ospiti e di tutti i cittadini, dopodiché questi centri vanno smantellati, questa è l'unica posizione. Voglio anche ricordare che grazie a questi centri il Veneto si è beccato il famoso RCT più alto d'Italia, ma la verità è che noi non abbiamo focolai così importanti in giro per il Veneto. E un'ultima domanda sempre sul tema Covid. Almeno dai dati che vengono divulgati, le infezioni sono provocate per la maggior parte dai rientri, no? Da Croazia, Spagna, eccetera. Adesso c'è anche il caso del famoso vaccino di Putin. Voi come regione, da un lato come volete agire, cosa pensate appunto sul tema vaccini? Ma ci sono delle novità tra i contagiati, abbiamo intanto un virus di importazione che pesa sempre di più, spesso arriva in Veneto da parte di vacanzieri veneti che si sono recati in Croazia piuttosto che in Spagna, in Grecia, a Malta e in altre località che potrei citare. E quindi dovremo produrre nelle prossime ore anche provvedimenti rispetto a questo. Dico anche che l'età media si è abbassata, siamo arrivati a 40 anni di età media dai 64 che avevamo prima delle aperture, il che dimostra che l'attenzione dei giovani non deve calare, cioè i giovani devono fare molta attenzione soprattutto agli assembramenti, ai grandi assembramenti dove non si usano le protezioni.